Due palermitani, RA 34 anni e POC 32, sono stati arrestati a Villa San Giovanni dalla Guardia di Finanza per detenzione di droga. I due sono stati sottoposti a controllo nell'area degli imbarcaderi per la Sicilia e trovati in possesso di 6 panetti di hashish per un totale di 11 kg. La sostanza stupefacente, che era stata sistemata nell'intercapedine dei due sportelli posteriori dell'auto, è stata individuata grazie all'ausilio di un cane antidroga. 3 medici sono stati condannati ed altri 2 sono stati assolti nel processo per la morte di Eva Ruscio, la sedicenne deceduta il 5 dicembre del 2007 nel corso di un intervento chirurgico nell'ospedale di Vibo Valentia. Il giudice monocratico del Tribunale di Vibo ha condannato ad 1 anno di reclusione il primario di otorino-laringoiatria Domenico Sorrentino, condannati alla pena di 10 mesi ciascuno i medici Giuseppe Suraci e Francesco Morano. Il giudice ha assolto l'anestesista Michele Miceli ed il medico Gianluca Bava. La politica ad ogni livello deve essere di esempio per tutti, a dirlo è stato il presidente del Senato Renato Schifani incontrando i giovani di Reggio Calabria, ai quali ha rivolto l'appello a ribellarsi alla criminalità organizzata. Dovete ribellarvi, ha detto Schifani, all'accettazione dell'idea di invincibilità di ogni forma di criminalità. A fianco di questo impegno dei giovani di tutte le regioni del sud, però, Schifani ha anche sottolineato la necessità che i politici siano esempio di vita. Si è svolto ieri a Catanzaro, presso la sala del Consiglio Comunale, un incontro sul tema Verso la Nuova Repubblica. A presiedere l'evento, in cui si è discusso delle alleanze in vista delle amministrative, tra gli altri Angela Napoli, coordinatrice regionale FLI. A concludere i lavori il coordinatore nazionale Adolfo Urso, per cui alle urne si va uniti. Atteso per i futuristi l'arrivo di Gianfranco Fini a Reggio Calabria il 22 gennaio. Ieri il candidato a sindaco di Reggio Calabria per il PDL Demetrio Arena, insieme tra gli altri a dirigenti del partito, consiglieri e assessori comunali, si è presentato sostenendo ufficialmente il modello Reggio e affrontando il delicato tema del bilancio degli enti locali. L'amministrazione Scopelliti, secondo Arena, ha puntato sui fatti e sui progetti da realizzare senza impegnare tempo e risorse nella caccia alle streghe delle precedenti amministrazioni. È stato presentato nella Sala degli Specchi dell'amministrazione provinciale il resoconto dell'attività 2010 del Corpo Forestale dello Stato della provincia di Cosenza. Nel 2010 sono stati accertati oltre 700 reati. Il comandante regionale Vincenzo Caracciolo ha evidenziato l'importante ruolo del Corpo Forestale sul territorio regionale ed in particolare a Cosenza, ringraziando il personale per l'opera svolta e mettendo in risalto i diversi e svariati compiti che il Corpo svolge sul territorio. Catanzaro Imago Urbis è il titolo della giornata di studi che si è svolta ieri nel capoluogo calabrese con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione dell'immagine della città. È la prima volta, ha affermato la direttrice della Biblioteca dei Nobili, Maria Teresa Stranieri, che si cerca di ragionare sulla città interessandosi dei 3 elementi costitutivi e fondamentali di qualsivoglia centro urbano: l'architettura, l'archeologia e l'arte. Durante l'incontro l'assessore Argirò ha lanciato un appello perché Palazzo Fazzari resti un bene al servizio della città. La forte attualità del dibattito sul multiculturalismo e sul multilinguismo nella scuola italiana ha ispirato la realizzazione del libro Diritto dell'integrazione tra identità e diversità, un volume nel quale gli autori, il docente di materie letterarie Nicola Armignacca e l'avvocato Elena Morano Cinque, si sono soffermati sul concetto di integrazione. Il libro è stato presentato a Catanzaro alla presenza dell'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri e del presidente della provincia Vanda Ferro.